E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Venezia, perché fine settimana si ricorda la festa del Redentore, grande festa veneziana, ma non solo. Allora, per conoscere l'origine, perché c'è il Redentore e poi perché nei secoli è sempre mantenuta questa ricorrenza, abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, con piacere salutiamo il professor Marco Zanetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i gentili ascoltatori. Veniamo a noi, professore. Redentore, da dove si parte? Da dove ha origine il Redentore? Allora, sappiamo bene che il mondo del Medioevo e dell'età moderna europeo è devastato dalle pesti. Sappiamo che ci sono state tantissime epidemie, ma ancora qualche volta prima di Cristo. Sappiamo ad esempio dell'epidemia nella Grecia antica, sappiamo delle epidemie di pesti del VI e del VII secolo, conosciamo ancora meglio la terribile pestilenza, la morte nera del 1348, che ha devastato probabilmente all'incirca un terzo del territorio della Repubblica di Venezia, con tantissime vittime, e la pestilenza del 1556 e la più famosa fra tutte quella del 1576-77. Certo. Era l'epoca, sì, del dogado di Alvise Mocenigo. Come è tradizione, per la fine della pestilenza, lo sappiamo anche in seguito, quando ci sarà l'erigenda meravigliosa Basilica della Salute dal 1630 in poi, il Senato decide di organizzare un concorso nel 1577 per salutare la fine della terribile pestilenza che aveva scompaginato le fila di tutta l'Europa e a Venezia aveva fatto fra un terzo e un quarto di vittime dell'intera popolazione, quindi diciamo all'incirca sulle 50.000 vittime. Venezia ha perso 50.000 abitanti nel giro di pochi mesi, diciamo così, pure nel corso di questa terribile pestilenza. Fortunatamente nel 1577 finisce e qui comincia una storia interessante che forse non tutti conoscono, nel senso che il Senato decide di far scegliere ai due savi a ornare la città, che erano dei patrizi che sedevano nel palazzo ducale, erano dei patrizi molto addentro nelle questioni artistiche, erano eletti dal Senato e avevano il compito di far combaciare quella che sarebbe stata la futura Basilica del Redentore con gli altri grandi edifici architettonici veneziani e farla anche combaciare in maniera artisticamente gradevole col tessuto urbano della Giudecca. I due savi a ornare la città, trascelti dal Senato, erano Vettor Grimani e Antonio Cappello. A questo punto i due savi a ornare la città, dopo essersi riuniti parecchie volte, scelgono due possibili luoghi di costruzione della nuova basilica, che sarebbe stata assegnata, intitolata al Redentore, in omaggio al voto fatto in precedenza dal Senato, al fine naturalmente di poter placare, diciamo così, la collera divina, perché si pensava che la peste si propagasse a causa dei troppi peccati commessi da una certa parte della popolazione. Era questa l'opinione che poteva prevalere in seno al Senato a proposito del perché fosse scoppiata questa peste. Naturalmente c'erano anche però i provveditori e i sopraprovveditori alla sanità che avevano il compito di cercare di mitigare il più possibile il mortifero propagarsi dell'epidemia e fra l'altro sono stati potentemente aiutati anche dai censimenti che dal 1509 si svolgevano regolarmente a Venezia su basi
molto più moderne rispetto al passato e rispetto anche agli altri stati. Ecco, perché proprio la Giudecca? Perché proprio questa zona? Sì. Allora, a un certo punto i due savi a ornare la città si decidono e scelgono due ipotetici luoghi considerati ideali e nello stesso tempo vorrebbero che il Senato demandasse a uno specifico ordine religioso la manutenzione di questa nuova basilica. E allora ci sono due idee, due progetti che si contrappongono e infatti ci sono due grandissimi patrizi dell'epoca che patrocinano il loro progetto preferito. E allora, da un lato abbiamo il patrizio Paolo Tiepolo. Paolo Tiepolo cosa desidera? Desidera che la basilica sia eretta nel cuore della città, vicino a San Marco. La vorrebbe a pianta circolare e, attenzione, affidata ai gesuiti, in segno, diciamo così, di particolare riverenza nei confronti del potente e prestigioso ordine ecclesiastico. Questo è un gruppo, ma all'altro gruppo si staglia, attenzione, Leonardo Donà. Sappiamo che Leonardo Donà sarà un grandissimo doge dal 1606 al 1612, il doge amico di Paolo Sarpi, il doge promotore dell'interdetto, e sappiamo anche che a quell'epoca, ancora relativamente giovane, si stava facendo le ossa, diciamo così, come grande uomo diplomatico al servizio della Repubblica, soprattutto nelle corti di Madrid e di Vienna. Leonardo Donà già stava compiendo passi molto importanti per quello straordinario curriculum vitae che poi lo porterà naturalmente anche alla carica del dogado. E allora cosa dice Leonardo Donà? E cercando di convincere il Senato, no, il luogo ideale è l'isola della Giudecca, perché è necessario che anche quest'isola abbia una basilica eccezionalmente bella, degna di questo nome, eretta da Palladio e, fattore molto importante, la vuole lasciare in manutenzione all'ordine dei Cappuccini. Perché? Perché i Cappuccini sono uno degli ordini più vicini alla gente comune, sono fra gli ordini più impregnati di umiltà ammirevole e sono partecipi anche dell'insegnamento ai ceti medi e bassi della popolazione, non come i gesuiti che scelgono di educare soltanto la crema del patriziato. E dunque ecco che all'interno del Palazzo Ducale si stagliano due formazioni che si contrappongono formidabilmente differenti. Da un lato Paolo Tiepolo e i potentissimi gesuiti e dall'altro invece Leonardo Donà, valorizzare l'isola della Giudecca, non il centro urbano veneziano ormai già ricchissimo di vestigia architettoniche fondamentali, e lasciarlo ai Cappuccini. In questo modo i Cappuccini acquisiscono un prestigio ancora superiore. Ed è una mossa giusta, perché naturalmente quando pensiamo che muoiono addirittura 50.000 abitanti di Venezia, cosa succede? Succede che è ovvio che intere famiglie vengono falcidiate. Leonardo Donà cosa capisce? Bisogna aiutare la gente, diciamo così, normale. Le famiglie patrizie se la possono cavare da sole. Chi bisogna aiutare? Bisogna aiutare le famiglie normali. E quale ordine è in grado di aiutarle meglio? I Cappuccini, perché i Cappuccini avevano la prerogativa dell'educazione dei piccoli e delle piccole di media e di bassa condizione economica. Ecco quindi che si stagliano due differenti idee di Venezia. Da una, quella molto aristocratica, molto elitaria di Paolo Tiepolo,
dall'altra quella ancora più alle esigenze della gente comune di Leonardo Donà. E sappiamo che alla fine proprio Leonardo Donà riuscirà ad avere la meglio e riuscirà a far sì che, come ben sappiamo, la meravigliosa basilica del Redentore, eretta su disegno di Palladio, possa furoreggiare nella sua bellezza nell'isola della Giudecca. Allora, professore, però vediamo, ecco, Redentore, poi ci sarà la Basilica della Madonna della Salute, San Rocco. Quanto la comunità, oppure appunto la società dell'epoca, si affidava all'aiuto divino, perché insomma questo era un po' un'ultima spiaggia di chiedere un aiuto che potesse appunto far cessare la peste. Quanto era necessario, quanto era importante questo rapporto con il soprannaturale? Naturalmente era fondamentale, però ricordiamoci, c'era sempre una unione ancora più intensa fra potere laico e potere ecclesiastico. Per dire, noi dobbiamo sempre ricordarci che queste basiliche, la Basilica del Redentore e anche la Basilica della Salute, erano basiliche che avevano il portale adornato dal meraviglioso leone di San Marco andante. Quello della Salute, come sappiamo, purtroppo è andato perso con il tempo. Ma questo cosa significa? Significa che in occasione delle difficoltà i laici e i chierici della laguna si univano in maniera ancora più forte e ancora più decisa. Ecco, dobbiamo ricordarci che a Venezia, più che altrove, c'è non solo la classica azione di pentimento, di preghiere, di digiuni, ma c'è un'azione proprio, diciamo così, protoscientifica nel tentativo di trovare dei rimedi. Grazie ai provveditori alla sanità, anche alcune geniali intuizioni. Insomma, facevano tutto quello che le conoscenze dell'epoca erano in grado loro di consentire. Ecco, allora questo è importantissimo, ecco, perché si cercava di tutto per appunto arginare queste epidemie, ma nel tempo, allora secoli e secoli che si ricorda questo anniversario come Madonna della Salute, come giustamente ha detto lei, e Redentore. Cosa lega questo ricordo così forte? Perché insomma sono ricordi religiosi, laici, divertenti, ma che rimangono nei secoli. Resta questo senso di adesione a quella che era la fondamentale Chiesa Nazionale Veneta. Pensiamo ad esempio al celeberrimo Ponte di Barche, che ancora in questi giorni si sta costruendo per l'ennesima annata sul canale della Giudecca, che anticamente nel Medioevo si chiamava Canale Vigano. C'era una attrezzatura anche architettonica ideata dal patriziato della Repubblica e poi proseguita anche nei nostri decenni per incentivare questa unione, soprattutto nei momenti difficili, di laici e clero, e per sottolineare il fatto che le azioni dei laici e le azioni del clero non dovevano avere uno stampo e un'ispirazione diversa. A Venezia, lo sappiamo, il clero non poteva dirigere, ma poteva e doveva ispirare le azioni del palazzo ducale, le azioni della popolazione comune, eccetera eccetera. C'era questa simbiosi molto forte che appunto la Chiesa Nazionale Veneta ha sempre cercato di coltivare, e quindi non a caso tutte le basiliche erette in occasione di ringraziamento per il termine della pestilenza avevano troneggiante sul portale il leone di San Marco andante. Quindi insomma un'azione di unire questa società, sia i laici, come ha detto lei giustamente, sia anche il clero. Mi pare veramente una visione forte, lungimirante, costruttiva di una società che alla fine era sempre unita, compatta. All'epoca c'era un forte senso di sollievo, sì, di ringraziamento, di spirito rinfrancato e di convinzione che la città doveva sempre, e soprattutto in occasione di grandi difficoltà, la città doveva muoversi all'unisono,
patrizi, non patrizi, laici e clero, sì, dovevano tutti remare, diciamo così, nella stessa direzione, sì, ognuno con i suoi diritti e i suoi doveri, ognuno con le sue prerogative, ognuno con le sue forme di controllo. E questa è la grande lezione che ancora oggi ci ha dato la Repubblica di Venezia. Certo, certo, una grande visione di una società unita e quindi sempre pronta ad affrontare tutte le avversità, perché insomma ne ha passate di momenti difficili. Bene, allora si prospetta un fine settimana veramente straordinario, con feste, fuochi d'artificio come siamo abituati a vedere, ma soprattutto era importante sottolineare l'origine, il senso di queste feste all'epoca della Serenissima. E lei, professore, appunto ci ha riportato nel clima dell'atmosfera della Serenissima. Ecco, mi ha fatto piacere. Poi naturalmente era sì, tradizione, come ben sappiamo, dopo la serata e dopo la notte di ringraziamenti, andare a Lido e aspettare sulla spiaggia il sorgere del sole, accoppiando questa usanza ai famosi luni dell'Io, perché spesso i veneziani, quando il tempo lo permetteva, il clima era mite, patrizi e non patrizi, andavano a Lido, dove c'era un clima un po' più, come dire, all'epoca di campagna, un clima agreste, un clima legato alla natura, e quindi a loro piaceva trascorrere qualche ora in allegria e in compagnia, in una natura ancora all'epoca sostanzialmente incontaminata e molto diversa naturalmente dalla Venezia meravigliosa, però città fatta di pietra come noi ben la conosciamo ancora oggi. Certo, bene, allora c'era anche un momento, diciamo, ludico di rilassamento e di tranquillità, ed era giusto così. Professore, noi la ringraziamo tantissimo di questa narrazione. Grazie a voi, grazie a voi. E buon Redentore, grazie. Buon Redentore a lei e a tutti i nostri simpatici e gentili ascoltatori, e alla prossima. Alla prossima, grazie professore, buon pomeriggio. Grazie. Saluti a tutti, saluti a tutti. Grazie, grazie.